È stato uno spettacolo pazzesco, ci siamo divertiti tantissimo. Allora, com'è Comacchio? Beh, calcolando, ma perché hai due microfoni? Perché questo si sente meglio. Cioè, ne hai due, uno grosso così, non Sì, lo usi però questo questo piccolo. è più carino, Vabbè. è più... Allora, dai, rifacciamo. Allora, com'è? Aspetta, Ma no, scherzavo, aspetta. io faccio così. Ma come rifacciamo? Ma che vuoi che faccio il serio? Ok, va bene questo. E questa è l'intervista. Giusto, quindi Comacchio ti è piaciuta? Ma chi l'ha vista Comacchio? Io sono arrivato, ho fatto i canali. No, il teatro è bellissimo. Però veramente il teatro è veramente molto bello. E non c'è il bagno dietro al teatro, devo dirti se è bello. No, ho detto al manager di dove è il bagno, mi ha detto fai la pipì al canale. No, però a parte scherzi, teatro bellissimo, posto bellissimo, molto romantico, però io sono single da solo. E la cosa, sono arrivato oggi, faccio spettacolo e adesso andiamo a Bologna che domani perciò non me la sono goduta. Niente, no. Però abbiamo mangiato bene. C'è una vita siamo qui. andati, come si chiama Patrick? Ah, le Gresine, Andiamo a mangiare qui là. Tre Ponti. Venire, c'è le Gresine, 350 euro a testa, un posto bellissimo. Perfetto, dai. E altri programmi per le giornate prossime, i prossimi spettacoli? No, ti do solo una chicca e Dai, poi una chiudiamo. certo. Allora, a maggio sono su Rai 1, va bene? Con Mili Garrone ci facciamo un programma su Roma, venerdì sera alle 9, va bene? Allora ti guardiamo e non vediamo Sì, l'ora. sì. E dai, ci è stato grande, cioè siamo stati contenti di stare con non te. Non sei tutta brava, questa una serata. brava come giornalista, ma sei simpatica. Non importa. Dai, grazie No, scherzo, ragazzi, scherzo, grazie. scherzo, molto bravo, fantastico. scherzo, Ma figurati.